chi lo riceve. Regalare, infatti, è un'arte prima che una strategia. Questo è quello che afferma il Galateo dei regali, che pone alla base la semplicità, unita a una buona dose di buon gusto e buon senso. Non dimentichiamo infatti che dare gioia dà gioia. Ma qual è quindi il regalo giusto? Sicuramente quello pensato su misura e anche quello fatto con il cuore, ovvero senza leggerezza o magari costrizioni legati all'evento stesso. Il regalo più gradito infatti è proprio il regalo meno atteso, cioè che arriva in un momento magari che non è necessariamente legato a qualcos'altro. Ma il regalo giusto deve essere anche proporzionato all'occasione, ad esempio anche al grado di amicizia, di intimità e naturalmente anche alle disponibilità economiche. Ma il regalo perfetto è anche cosa non regalare o cosa non fare, cosa non dire quando porgiamo un regalo e anche il quando ringraziare, il quando aprire i regali. Pensando al cosa non regalare, è importante sapere che se non espressamente richiesti sono ad esempio da evitare prodotti quali anticellulite, antirughe, prodotti depilatori perché il messaggio che trasmettiamo non è assolutamente un buon messaggio. Lo stesso dicasi ad esempio per gli elettrodomestici, quindi magari un ferro da stiro o un aspirapolvere evitiamo di regalarli salvo proprio espressamente richiesti. Non so se vi ricordate quella famosa scena del film Il padre della sposa, quando il futuro sposo regalava alla sua sposa un frullatore e diciamo che non era stata una bellissima scelta, magari ritornate a vederlo. Poi sono anche da evitare cose che noi non conosciamo, quindi cose sconosciute a noi, quindi ad esempio non lo so, un libro o del vino per esempio, e tutte quelle cose che riguardano la superstizione, come ad esempio le perle o i fazzoletti che diciamo superstizione dice che portano lacrime, e anche cose appuntite quali coltelli, spille e quant'altro. Tutto questo dovrebbe essere risolto consegnando alla persona a cui diamo il regalo una moneta, quindi un piccolo gesto diciamo che si compensa quanto ricevuto. Lo stesso dicasi anche per un portafoglio, addirittura sarebbe carino regalarlo con una moneta all'interno proprio di buon auspicio. E cosa non dire quando si porge un regalo? Beh, innanzitutto qualsiasi riferimento o commento legato al valore o al prezzo di quello che viene donato. Allo stesso tempo anche sulla difficoltà a reperire quell'oggetto che abbiamo pensato per l'occasione, e anche frasi che in qualche modo possano sminuire il valore che c'è dietro a questo gesto, ad esempio anche mi pare che tu non ce l'avessi o cose simili comunque legate alla falsa modestia, ecco. La domanda più importante è quando si aprono i regali? Beh, innanzitutto, prima di tutto si apre sempre il biglietto, ricordatelo sempre. Poi, generalmente i regali dovrebbero essere aperti nel momento in cui vengono donati. L'eccezione è quando ci sono più persone contemporaneamente, quindi i regali si possono aprire in un secondo momento, e comunque anche se dovessimo farlo in presenza di tante persone, ricordiamoci di appartarci solo diciamo con la persona che ci ha fatto quel dono. Se li apriamo in un secondo momento è importantissimo, ricordiamoci di ringraziare. Ecco, il ringraziamento deve essere sincero, come allo stesso tempo il regalo deve essere fatto in modo sincero. L'eccezione sicuramente che è la regina di tutte è quella dell'albero, diciamo di Natale, dove vengono magari messi i doni, quindi questa è sicuramente un'eccezione consentita, e anche quella magari della superstizione di magari ricevere gli auguri e quindi il regalo di compleanno magari prima del giorno giusto. Ma alla base del galateo dei regali c'è sicuramente il piacere di farlo, quindi
Prima regola fra tutte, ascoltiamo i desideri. Ricordiamoci anche di chiedere uno scontrino di cortesia quando compriamo i regali. Infatti cambiare un regalo non è assolutamente un reato di Galateo, ma è un gesto consentito. Può essere una cosa carina avvisare qualora ci trovassimo nella situazione di cambiare il regalo. Importantissimo, mi raccomando, è anche incartare i regali, quindi piuttosto che sia un regalo più semplice, più contenuto, ma con una bella presenza. Questo sembra una cosa scontata, un po' come il biglietto che abbiamo già visto non deve mancare mai, e invece è un gesto molto interessante da ricordare. E poi un'altra cosa con la quale non ci si sa mai come comportarsi è il riciclo. L'arte del riciclo in questo momento potrebbe essere quello di evitare gli sprechi. Possiamo sì regalare ad un'amica, una persona vicina, un regalo che a nostra volta ci è stato regalato e che magari non usiamo. Attenzione però che questo non sostituisce un vero regalo, ma è solo un'aggiunta. Eccoci arrivati alla fine anche di questa pillola. Spero che ci sia stato qualche spunto interessante. Come sempre ricapitoliamo le 5 pillole del bon ton dei regali, quindi come sceglierlo, come consegnarlo, come ringraziare e anche cosa evitare e soprattutto magari quando aprirlo. Io vi aspetto come sempre sul nostro canale di YouTube, vi invito, se non l'avete ancora fatto, a registrarvi in modo da rimanere sempre aggiornati con le nostre ultime pubblicazioni. A presto, ciao!